Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Oggi unboxing ed un unboxing di un'arroganza fuori dal normale. Oggi abbiamo il Trustmaster Captain Pack per Airbus Edition, quindi qualcosa di incredibile, visto che io ragazzi uso solo l'Airbus praticamente, non potevo non prendere questo pack. Fatto molto bene, è compatibile sia per la versione PC che Xbox One X, quindi me lo godo. Guardate che bel paccone. Detta così non suona benissimo, ma te lo godi. C'è anche un mese di Game Pass, ma va bene, non interessa. E andiamo, apriamo il tutto con calma. Qua abbiamo questo. Qua abbiamo questo, molto faigo. Fatto proprio bene. Ok, aspettate un attimo raga. Ok, e qua abbiamo il malloppo. Scusate ragazzi, che sapete che io e gli unboxing siamo due cose molto diverse purtroppo. Eccoci qua. Allora, vediamo un attimo. Abbandoniamo la Logitech SciTech dopo tanti e tanti gloriosi anni. Scusate un attimo. Ok. Questo però lo mettiamo dietro, che fa da cornice. Sorry boss, sorry un attimo, sorry. Eccoci qua. E andiamo. Allora, abbiamo un po' di cavetti USB, un po' di roba strana. Cos'è sta roba? Cosa sono? Forse dei tasti in più? Boh, adesso vediamo. Allora, qua abbiamo il joystick. Aspetta un attimo, scusate raga che... Eccoci, mettiamoci così. Qua abbiamo il joystick, guardate che bello, che fa veramente tutti i movimenti. Qua c'è anche una manetta, per chi non prende anche la versione con la manetta appunto. Bellissimo anche il design. Molto bello. Questi sono i tasti dell'Xbox, ma ripeto, è compatibilissimo anche per la versione PC, che è quella che serve a noi. Molto bene. Ok, qua invece abbiamo la parte bella. Questa è veramente figa. Scusate un attimo che... riusciamo qua. Eccoci. Scusate ragazzi, io chiedo venia sempre, gli unboxing non sono il mio genere da un punto di vista proprio... Ah, ecco perché... mamma mia, l'ho rischiata raga, l'ho rischiata. Eccoci qua, tutto si installa automaticamente col parking brake, cioè il carrello, i motori, qua, scusate, eccoci qua c'è il discorso flaps, manetta, che dopo andiamo su toga, quindi senza dover romperci i maroni e siamo giusti con la manetta appunto. Qua i freni, gli autofreni, cioè guardate qua, è tutto, è pazzesco dai ragazzi, è fantastico sta roba, si muove tutto ed è veramente fatto da Dio, e anche il design bello, è perfetto per volare. Qua abbiamo tutte quante le USB, le varie robe, e te lo godi tanto raga, questa è un'altra cosa. Adesso se andiamo a vedere un attimo
su Flight Simulator proprio facciamo una cosa veloce, sempre dalla webcam, vediamo i tasti, come vanno poi in game e tutto quanto, ma devo dire, tanta roba, sono strasoddisfatto di questo, diciamo, di questa cosa qua, di questi joystick, di questa manetta, di tutti i tasti, appunto del parcheggio, dei flaps, del motore, del carrello, sono tutte chicche che mi rendono il volo più reale, anche se sapete che il Kume ha sempre i suoi vantaggi, e anche più comodo, senza dover usare mouse, robe varie. Quindi raga, ci becchiamo in postazione di volo. Ok ragazzi, vediamo, qua ho cercato di mettere la miglior posizione possibile. Allora, aspetta un attimo, togliamo i freni. Andiamo di manetta a cannone, però aspetta che abbiamo... Ok. Siamo a tessera ovviamente. Ok Beppe. Andiamo su. Belli morbidi. Belli regolari, carrello giù, qua andiamo di toga, climb, scusate, flap, c'è un'altra cosa, non so se questo era il pilota automatico, ok, scusate. Ok. Beh, ci dovremmo essere, perfetto. Ho settato tutto correttamente, i vari joystick. Qua siamo in esterna. Aspetta, però non è andato giù. Ah, ok, scusate. Perfetto, ora ci siamo. E qua, ok, buon. Perfetto, flap. Ok, qua sono tutti full. Perfetto. Buono raga. Abbiamo settato il tutto e godo. O quantomeno le cose che volevo di più. Adesso qua in climb. Perfetto. E ci siamo raga, ci siamo. Quindi consiglio assolutamente per chi ama volare con gli aerei di linea e soprattutto con l'Airbus, questa è la, come si dice, l'attrezzatura giusta a mio modestissimo parere. E ci spareremo un po' di video su Flight Simulator con la nuova impostazione. Sta buona, sta buona. Sì, perché dovrei, sì, sto volando un po' la cazzo. Volevo far vedere un po' il tutto. Ok. Come sempre fly in tutto il suo splendore. E si gode raga, un saluto del comandante veneziano. Qua l'Airbus Thrustmaster Captain Pack è veramente tanta roba. Il Cube a prova e godo, yes. Raga, sotto il comandante veneziano. Ciao! Raga, ultime considerazioni, sono molto soddisfatto di questo acquisto, sinceramente, che mi va a velocizzare, a migliorare molto l'esperienza di volo su Flight Simulator. Anche poi la scatola è bellissima, sapete che sono un collezionista anche di scatole. E niente raga, alla grande. Quindi torneremo su Flight Simulator con questa configurazione qua, molto più, ripeto, immersiva per quanto riguarda gli Airbus, che sono i miei aerei preferiti. Cioè, l'Airbus domina la scena secondo me. E niente raga, un saluto del comandone veneziano, unboxing sempre un po' così. E dopo comunque, ecco una cosa per esempio che mi migliora rispetto a prima, che quando non gioco lascio sì
diciamo, la strumentazione in scrivania, però levo i fili e poi li rimetto sempre quando gioco e questo mi toglie tanto casino che sinceramente mi ero un po' rotto le balle. Raga, un saluto dal comandante veneziano, si gode con Microsoft Flight Simulator. Ciao!